in collaborazione con Glam Vision e K-Facli. Paura ad Avio, un parapendio è precipitato in un corso d'acqua, una persona tenta di prestare soccorso ma si sente male, intervento dei soccorritori. Controlli tecnici sulla statale 350 a Folgaria e sulla Gardesana orientale, si lavora anche per il ripristino della galleria Dom tra Riva del Garda e la Val di Ledro, ancora diverse ripercussioni sulla viabilità a causa del maltempo. La neve sulle montagne spinge le prenotazioni invernali. Natale e Capodanno verso il sold out, mancano però ancora stagionali, soprattutto quelli qualificati. Caso di mendicite da meningococco nel Bellunese, il 17enne ancora in prognosi riservata, ma migliora. Concluse le attività di profilassi, trattate ben 163 persone. Vigili del fuoco disperso, è stato recuperato il corpo di Walter Locatello nel lago di Santa Croce. La comunità in lutto, un abbraccio al piccolo figlio, alla compagna e ai genitori.